Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi, come avete visto a mascherina, parleremo di un tasto un po' particolare, e cioè quando io telefono a un operatore del settore e che mi promette mari e monti e poi non si realizza e me la tira alla lunga. Quindi prima di iniziare questa micropillola vi chiedo di iscrivervi al canale di Le Gard e del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche Telegram, dove lunedì sera alle 8:30 abbiamo i nostri incontri di esoterismo, di studi di esoterismo. Bene, allora prima di iniziare questa pillola, perché mi hanno contattato alcuni anche un po' disperati, perché sono fatti non abbindolare, ma hanno chiesto consulto a degli operatori del settore per dei legamenti, operatori che magari dicono prima bisogna fare slegamenti e poi il legamento, e poi invece hanno iniziato subito con un legamento e poi a metà percorso, dopo 2000 euro, gli hanno detto guarda che qui ci vuole un slegamento, e quindi queste persone restano un po' basite, anche perché insomma si era partito con una cifra e poi si trovano come minimo il doppio. Allora, possono esserci casi, è vero, che magari l'operatore sbaglia, oppure magari preso dall'entusiasmo faccio questi errori, però di solito quando ci si attiva verso un legamento, di solito si guarda sempre prima ben chiaro se c'è qualcosa da slegare a monte, perché sennò dopo ci si trova in ritardo col lavoro e con la consegna dell'obiettivo. Quindi quando voi vi fate un'idea di questo progetto, chiedete informazioni, chiedete preventivi e non vi fate scrivere nero su bianco, oppure anche se non nero su bianco non vi fate spiegare se prima bisogna fare un legamento, questo poi vi porta sicuramente a dei costi maggiori, se a un certo punto l'opera magica ha dei ritardi proprio perché c'è qualche altra persona. Quindi voglio dire anche che prima di tutto bisogna sempre fare slegamenti, controllare slegamenti se ci sono da fare, se ci sono altre figure che girano intorno al vostro obiettivo. Però una cosa ve l'ho già spiegato in un'altra pillola, è che bisogna, e lo ripeto sempre, bisogna sempre stare attenti a fare i legamenti. Di solito i legamenti si fanno fra due persone che si vogliono bene, magari in un periodo di crisi, allora si può usare Ishtar. Allora si può usare Ishtar, che chiaramente ha dei costi importanti, però in un momento di crisi in cui magari vi sentite sotto attacco c'è bisogno di un rinforzo, allora in quel caso lì si può intervenire in modo pesante, però è chiaro che questo viene fatto per preservare la coppia, le coppie gemelle soprattutto, no? Invece quando voi andate a fare non un attacco, ma voi volete qualcosa che non è vostro karmico, è chiaro che la cosa poi inizia già in salita, proprio perché lì non si chiamano più legamenti ma si chiamano coercizioni, ed è chiaro che si va sempre a lavorare nel torbido. E quindi molte persone che ad esempio desiderano fare un legamento con un'altra, molte persone, oltre che a sbagliare l'obiettivo, vanno a pescare magari qualcosa di negativo, che all'inizio pensano che sia positivo e poi si rendono conto a metà strada della loro vita che hanno legato a persona sbagliata, e quindi si trovano in difficoltà. Quindi dovete sempre, e lo ripeto sempre, pensare a un legamento come qualcosa che blindi la vostra coppia, la vostra anima gemella, mai andare a cercare di pescare qualcuno che non è al di là della vostra portata, perché se no dopo anche l'operatore, che sicuramente non è uno stinco di santo in alcuni casi, vede la vostra bramosia, la vostra mancanza di equilibrio, e magari parte subito con un'offerta vantaggiosa, magari solo 2000 euro, e poi dopo vi dice c'è qualcun altro che è lì vicino e bisogna stemperarlo un attimino, e quindi a voi siete già a metà strada del vostro lavoro e se tornate indietro perdete tutto, e quasi quasi siete costretti ad accettare questa cosa qui. Quindi signori, state attenti quando iniziate un lavoro, sempre praticare amicizia lunga, dovete sapere se è a vostro vantaggio questo legamento,
se vi porterà dei frutti in futuro o seppure è una strada in salita anche se avete sottomesso il vostro obiettivo. E di conseguenza anche l'operatore, se vede la persona che è fragile, la vede come un obiettivo e quindi vi può portare certe volte a non degli inganni, ma insomma a toccare il vostro nervo debole. Quindi attenzione cari amici a sempre chiedere le cose corrette e sempre farvi fare prima di tutto un preventivo e poi chiedere sempre a 2 operatori diversi una, come si suol dire, un'analisi della situazione e dell'obiettivo, perché se non sentite 2 campane magari diverse che non si conoscono, magari rischiate appunto di essere un pochettino come quelli che corrono dietro i pifferi magici. Quindi cari amici, attenzione a questo, perché mi è giunto appunto in questi giorni all'orecchio una situazione veramente triste di queste persone così. Bene cari amici, questa è solamente una piccola pillola per mettervi in guardia di non andare a cercare l'erba del vicino che non è più verde della vostra e di insomma essere equilibrati nelle scelte del vostro operatore. In Italia, ve l'ho detto, abbiamo degli operatori fantastici che ci invidia tutto il mondo, però abbiamo anche delle piccole macchiette che si spacciano per dei super, ma che nella realtà sono solamente attaccate alla materia e quindi lasciate stare. Bene, cari amici, adesso il vostro Marietto ha finito questa piccola pillola. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!